Il parto è stato difficile, fuori tempo massimo, ma alla fine l'accordo per la GroKo, la nuova grande coalizione tedesca, è nato. Il governo ufficialmente non c'è ancora perché sull'intesa fra la CDU, CSU e la SPD nelle prossime 3 settimane si dovranno pronunciare con un referendum i 450.000 iscritti al Partito Socialdemocratico e dovrà essere accettato anche dagli imminenti congressi della CDU e CSU. Sono stati giorni di intensi negoziati, riconosce Angela Merkel, grazie ai quali siamo riusciti ad arrivare ad un accordo, anche se a volte è stato abbastanza difficile per noi, così come per i nostri partner. Devo comunque dire che è stato utile. Merkel resta alla cancelleria, ma la SPD strappa ministeri di peso, a cominciare da quello degli esteri, che verrà incarnato dallo stesso leader socialdemocratico, nonché ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. Sulla base di questo accordo credo che saremo portatori di un risveglio per l'Europa e di una nuova dinamica per la Germania e che saremo in grado di rafforzare la coesione in una società europea in cui il rischio maggiore è la disintegrazione. Premiati nella contrattazione delle poltrone anche i partner di sempre della CDU, i cristiano-sociali. Il leader bavarese Horst Seehofer ottiene infatti per sé il Ministero dell'Interno. Oggi il tema non è possedere le informazioni, ma condividerle. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, va dritto al punto di uno dei principali problemi dell'Europa nella lotta al terrorismo. L'occasione gliela offre il secondo incontro dei capi delle polizie dei paesi dell'Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo, aperto a Roma dal ministro dell'Interno Marco Minniti. In Europa c'è un sistema di raccordo delle forze di polizia che è Europol ed uno dei sistemi giudiziari che è Eurojust, ma non c'è quello di intelligence, ha detto Gabrielli. Durante la riunione si è parlato anche dell'esperienza italiana del CASA, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, un tavolo permanente tra polizia giudiziaria e servizi di intelligence. L'obiettivo comune è creare qualcosa di simile anche in Europa. Grande nevicata nel deserto del Sahara. Le dune questa domenica sono state coperte da 40 cm di neve. Per la prima volta dopo 50 anni è stata imbiancata anche Zagorà, nel sud del Marocco. Stessa cosa è successa nel distretto Ain Sefra, in Algeria, dove però negli ultimi tempi la neve aveva già fatto visita. In queste immagini vedete le truppe algerine al lavoro. Parigi e l'Île-de-France sotto la neve e le temperature glaciali. Almeno 1500 persone hanno passato la notte fra martedì e mercoledì in centri di accoglienza di stazioni aeroporti. Un manto bianco tra i 12 e i 15 centimetri è sceso sulla capitale e dintorni. Si sono inoltre registrati centinaia di chilometri di ingorghi stradali e circa 700 passeggeri accampati nelle stazioni ferroviarie parigine di Montparnasse e Austerlitz. Mentre nelle ore precedenti un tweet aveva comunicato già la chiusura della Tour Eiffel, anche il Ministero degli Interni è intervenuto per chiedere agli automobilisti di non prendere le auto private. Nella prossima notte è previsto un crollo delle temperature che potrà favorire la formazione di ghiaccio sulle strade. Borse asiatiche in profondo rosso dopo il tonfo a Wall Street, che lunedì ha visto la peggiore seduta dall'agosto 2011, con il Dow Jones arrivato a perdere oltre 1.500 punti prima di chiudere a meno 4,6%. Tokyo cede il 5%, Hong Kong il 4,1%, Shanghai il 2,7%. L'inflazione mostra segni di ripresa, il timore di un rialzo dei tassi di interesse più veloce del previsto da parte delle principali banche centrali preoccupa i mercati reduci da un periodo d'oro. Il mercato è salito considerevolmente, commenta una cittadina statunitense, ma ora penso che non dobbiamo preoccuparci finché Trump sarà presidente. Donald Trump non aveva esitato ad attribuirsi le ottime performance della borsa a riprova dell'efficacia delle sue riforme. Ora i consiglieri gli chiedono di citare meno nei suoi discorsi Wall Street.
Che nevichi, piova o come in questo caso tiri fortissimo vento tanto da dover posporre il decollo, il razzo SpaceX Falcon, il più potente del mondo, è stato testato con successo con un lancio da Cape Canaveral in Florida, dalla storica piattaforma usata per le missioni Apollo e Shuttle. Successo quasi completo per la società privata di Elon Musk, il papà di Tesla. Dai primi dati, non ancora confermati ufficialmente, pare che il razzo centrale sia poi arrivato sulla piattaforma, ma che l'appontaggio non sia riuscito e il razzo sia andato perso. Recuperare i primi stadi del Falcon e utilizzarli è l'aspetto più importante di SpaceX, l'unica strada per ridurre i costi dei lanci spaziali. Una missione condotta comunque con stile. Il fondatore e CEO di SpaceX, il milionario visionario Elon Musk, a bordo ha voluto piazzare la sua Tesla Roadster rosso fiammante. Boom di telespettatori per la prima serata di Sanremo, che è stato visto da una media di oltre 11 milioni di italiani, superando uno share del 52%, 2 punti in più di quello dello scorso anno. Ma Sanremo, come sempre, porta con sé una scia di polemiche. Quest'anno è toccato alla coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro, il cui brano Non mi avete fatto niente è accusato di plagio perché è troppo simile a Silenzio, canzone presentata e scartata a Sanremo 2016. La segnalazione partita dai social potrebbe fargli rischiare il festival. Non avete avuto niente. Promosso quindi dal pubblico il trio Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, a cui si è aggiunto il matador Fiorello, che si è scatenato con battute sulla politica, la par condicio ed Erdogan. In chiusura la prima classifica provvisoria, con gli artisti divisi in 3 fasce, alta, media e bassa. Per il momento si piazzano in cima Annalisa, capiremo chi siamo senza dire niente. Lo Stato Sociale, Una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta. Max Gazzè, Metamoro, Zilli, Noemi e Ron. Meno pensa, senza pensarci pensa, se sei lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Io